Oggi ricorre la giornata mondiale della terra. Una tartaruga caretta caretta è stata liberata a San Marco, la spiaggia di Sciacca. Ascoltiamo in proposito il coordinatore regionale di Mare Vivo, Fabio Galluzzo. Inviterei qui il dottore Caracappa per farci spiegare il motivo di questo ricovero della tartaruga. Dottore Caracappa. Noi lì a Messina all'ospedale, all'Ovud, ospedale veterinario universitario didattico, abbiamo un centro di primo soccorso, perché oltre ovviamente alla cura e il soccorso degli animali domestici ma anche selvatici, ci occupiamo da un paio di anni, ci occupiamo anche di tartarughe, avendo avuto l'autorizzazione da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e ambiente e pesca, anzi no ambiente e pesca, ma collaboriamo anche con l'assessorato all'ambiente, e quindi devo dire arrivano spesso le tartarughe, spesso segnalate da comuni cittadini, ma poi alla fine a noi li porta ovviamente quasi sempre la Capitaneria di Porto, le ripartizioni faunistiche o i servizi veterinari. Questa in particolare è arrivata in condizioni critiche, perché noi abbiamo visto solo una lenza che fuoriusciva dalla bocca ma anche dall'ano, quindi in quei casi è quasi veramente impossibile sperare che si possano recuperare. Poi all'esame radiologico abbiamo visto che aveva anche un amo, fortunatamente era posizionato a livello dell'esofago, e quindi dopo qualche giorno, quando l'animale si era ripreso, è stata operata e quindi è stata liberata dall'amo, e dopo una decina di giorni di riabilitazione e anche di riattivazione per quelle che erano le sue funzioni organiche, per quel che poteva, abbiamo ritentato un secondo intervento chirurgico e siamo riusciti a liberarla da questa lenza.